fatto importante che oggi... Basta essere forniti di computer o altri apparecchi d'ultima generazione purché dotati di collegamento internet e da qualsiasi luogo in tempo reale è possibile avere davanti la mappa di Agrigento, la città a portata di click per conoscere i dati che riguardano il territorio, per accedere alle informazioni che riguardano il piano regolatore generale. Un supporto innovativo e rapido presentato nell'ufficio del Sistema Informativo Territoriale Regionale del Comune di Agrigento, che consente al semplice cittadino, ai professionisti e alle istituzioni di acquisire una serie di informazioni sull'assetto urbanistico, i vincoli idrogeologici e ambientali attinenti le singole particelle catastali e direttamente da casa visualizzare il terreno e il fabbricato e stampare il certificato di destinazione urbanistica, come spiega il dirigente dell'ufficio Francesco Vitellaro. Basta fare 2 clic, mettere il foglio e la particella come numeri e immediatamente gli si apre davanti lo scenario dal punto di vista urbanistico di cosa può avvenire nella sua proprietà. Quindi poi addirittura può anche stampare il certificato di destinazione urbanistica che a breve sarà anche legalizzato, nel senso avrà valore legale, ma attualmente lo stampa, lo porta qua al comune che un'immediata verifica può essere rilasciato a vista il medesimo certificato. Lei pensi che un vigile urbano con un portatile, se trova dell'amianto in una particella catastale, immediatamente può risalire ai proprietari e fare l'ordinanza lì sul posto tramite questo strumento, mentre prima non si poteva fare. Un ulteriore passo in avanti tecnologico, afferma il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, nell'ottica della velocizzazione burocratica e della trasparenza. Ritengo che rappresenti una conquista importante che non fa altro che migliorare il rapporto utente-struttura comunale per andare a eliminare qualunque tipo di passaggio burocratico che possa essere anche viziato. E in questo senso rappresenta una conquista importante in termini di efficienza della pubblica amministrazione. Siamo il primo comune in Sicilia che riesce a ottenere questa conquista. Questo rappresenta una conquista importante che oggi è stata condivisa insieme con gli ordini professionali, degli architetti, degli ingegneri, dei geologi, dei geometri, con l'ufficio dell'Agenzia del Territorio, e rappresenta quindi una conquista importante per tutta la città.